Presidente Serracchiani, le attività per i giovani e i nuovi insediamenti industriali al centro dell'incontro con il sindaco di Ruda. Sì, un incontro utile, interessante, il modo anche per apprezzare il nostro territorio e anche rilanciare alcune iniziative importanti che sul territorio si trovano. Con l'amministrazione comunale c'è una collaborazione forte, sicuramente sui temi culturali, basta ricordare i cori, la scuola di musica, le tante iniziative che su questo territorio il comune fa. Dall'altra abbiamo parlato ovviamente anche di amministrazione, a partire dall'unione territoriale, le problematiche legate al personale, che è un problema generale non legato alla riforma degli enti locali, ma legato più in generale al blocco del turnover della pubblica amministrazione, alla necessità adesso di far entrare nella pubblica amministrazione delle forze nuove, e questo sarà anche l'oggetto di un incontro con l'unione territoriale che faremo nelle prossime settimane. Presidente, oggi è stata anche l'occasione per fare una visita alle aziende presenti sul territorio che hanno dimostrato una vitalità e una volontà di scavarsi delle nicchie di mercato. Sì, assolutamente, questo territorio è un territorio ricco, intanto che può collegarsi bene con Aquileia piuttosto che Grado, piuttosto che Palmanova, e quindi fare veramente un itinerario culturale, enogastronomico, di turismo estremamente interessante su prodotti come quello della bicicletta, oppure del vino, oppure dei prodotti di qualità del nostro territorio, e dall'altra però anche ad esempio di archeologia industriale piuttosto che di altri importanti settori culturali e storici. Dall'altra ci sono anche dei validi insediamenti imprenditoriali, i più vari, dai laboratori che si occupano dello studio dei materiali, degli acciai e degli inerti, come la Geotecnica Tentor, a mercati di nicchia come quello delle camere per ragazzi, penso ad Argon, fino a l'edilizia, come il caso di Giuliane, e poi alcune aziende che sono note direi a livello nazionale e anche internazionale, come l'azienda agricola Altran, l'importante ristorante Stellato, insomma un territorio che ha veramente tante diversità e tanta ricchezza e che dobbiamo rendere visibile.